possiamo annunciare una bellissima cosa, che quest'anno il fatto che la commissione del premio Civilitas ha fatto il suo lavoro, ha selezionato e individuato, come tradizione, un suo premiato principale, al quale evidentemente va data il riconoscimento per la sua valenza nazionale e internazionale, e tutti invece poi i premiati delle singole sezioni che poi verranno illustrati. Io mi limito a due considerazioni molto brevi, cominciamo con i ringraziamenti all'Associazione Dama Castellana, che continua a proporre anche questa iniziativa che si è radicata, consolidata. Un ringraziamento e un saluto ai due nuovi priori che quest'anno sostituiscono, però non posso non ringraziare ancora Sara per quello che ha fatto negli anni scorsi, e prima ancora Sergio Dugone per quello che hanno fatto negli anni precedenti, perché questo premio ha effettivamente raggiunto un livello, uno spessore elevatissimo, grazie proprio al suo impianto, e grazie sicuramente anche al fatto che è stato condotto in maniera così straordinaria e magistrale. Quindi ai nuovi priori, migliori auguri di buone soddisfazioni, come si suol dire in questi casi, di copiosi frutti del loro lavoro. Due considerazioni veloci. La prima riguarda il premio principale. Il premio principale del premio Civilitas è in questi anni andato via via, o direi che comunque si è posizionato su livelli molto elevati. So che è un premio molto ambito, e questo va detto non soltanto dalle istituzioni ma anche dalle organizzazioni e dai singoli. Non posso non ricordare i bei nomi che abbiamo avuto da Elio Toaf in avanti, fino ad arrivare alle istituzioni, ma anche potremmo ricordare il ministro degli esteri armeno e qualche altra personalità straordinaria, proprio a partire dal Papa, che accettò. Questa è stata una cosa straordinaria, accettò il premio, Rita Levi Montalcini e gli altri. E quindi diciamo lo spessore elevato del premio per quanto riguarda il premio principale, ma secondo me non avrebbe così importanza, sarebbe un premio come gli altri, se non ci fosse la parte, diciamo, dei premi di territorio, e ogni anno vengono scovati, va bene detto così, vengono scovate figure straordinarie che il più delle volte nel nascondimento svolgono silenziosamente la loro attività e praticamente non trovano nemmeno, per esempio, citazioni. In questi anni, tra i tanti, certamente non tutti, ma tra i tanti sicuramente ce ne sono parecchi che hanno veramente le caratteristiche di civilitas, e cioè di civiltà nella comunità. E anche quest'anno, pur nei numeri risicati che la Commissione ha voluto scegliere, mi pare corretto, ci sono nomi importanti, significativi, di gente che si è impegnata, che si impegna e che sicuramente continuerà a farlo dal giorno in cui è insignito anche del premio Civilitas, non più solo nel nascondimento ma anche come esempio, perché finisco qua. Secondo me il valore di un premio, il valore di una medaglia, il valore di un riconoscimento non sta scusate il bisticcio della parola, nel riconoscere al soggetto insignito caratteristiche trascendentali. Si tratta soltanto di individuare queste persone per farle diventare esempio. Vale per i ragazzi quando si fanno i premi letterari a scuola. Ieri ero al liceo Canova, c'è stata una bellissima iniziativa in questo senso. Vale quando si fanno i premi più importanti, penso al trentennale del premio Mazzotti di quest'anno, ma vale anche in questa circostanza. Quindi io credo che il valore della segnalazione e quindi dell'essere insigniti del premio sia soprattutto quello di trasformare o comunque di attribuire maggiore responsabilità di rappresentanza proprio a chi è insignito. Quindi grazie Presidente, grazie a voi che avete messo in campo, in pista anche quest'anno questa iniziativa.
fare un breve saluto anch'io, pertanto nel darvi il benvenuto a nome di tutta l'associazione Dama Castellana di Conegliano, che ho il piacere e l'onore di presiedere, voglio ricordare che il premio quest'anno diventa maggiorenne. Siamo arrivati infatti alla 18ª edizione, che vi anticipo soltanto questo, lasciando poi ai priori del premio il compito di svelarvi tutti i particolari, che ci saranno anche delle ricche novità quest'anno. A me preme soprattutto sottolineare, perché diciamo che questo spesso sfugge, che l'obiettivo del premio è quello di individuare e far conoscere alla collettività le storie di testimoni significativi che, intervenendo sia su disagi locali che sulle problematiche internazionali, impersonino i valori della tolleranza, della solidarietà, della comunione tra le diverse appartenenze, l'umanità del vivere, e che con la sua finalità è soprattutto quella di evidenziare con sobrietà e fermezza i 1000 volti della prossimità e delle donazioni di sé, con l'incontrollabile fiducia che l'esempio, nella sua concretezza di vita vissuta, sappia incoraggiare più di ogni parola l'evoluzione, contribuendo così a migliorare e a far crescere la società nella quale viviamo e operiamo. È tenendo ben presenti questi due fondamentali punti cardine che si è mossa la Commissione delle molte segnalazioni ricevute, sia per il premio nazionale che per quelli relativi alle sezioni locali, dove accanto a 3 menzioni alla memoria sono stati insigniti della damina offerente 3 giovani emergenti e 7 cittadini. Prima naturalmente di passare la parola ai nuovi priori Rita e Arturo, perché vi svelino i nomi dei premiati, un'ultima, diciamo quasi notizia, non è ancora proprio una notizia, perché siamo in attesa di conoscere se la Presidenza della Repubblica concederà il premio il suo alto patronato. La trattazione pare quasi in via di definizione e noi speriamo in un suo completamento con esito positivo prima della cerimonia di assegnazione del Civilitas, che quest'anno si terrà, e questo è un piacere perché si terrà il 6 novembre, proprio il giorno del patrono di Conegliano, a partire dalle 16:30 come di consueto presso il Teatro Accademico. Basta, io vi ringrazio per l'attenzione, auguro a tutti un buon pomeriggio e vorrei che Arturo e Rita dicessero un po' i nomi, il premiato principale e perché anche, diciamo, sono stati insigniti queste persone della damina offerente del premio Civilitas. Sì, io intanto buongiorno a tutti. Per me è molto bello essere qui in questo giorno perché io ho avuto la fortuna di essere un premiato Civilitas e ritengo che sia un premio che veramente più di ogni altro ti mette le ali per fare qualcosa e per continuare a fare qualcosa di buono e di positivo e di sempre più forte nei confronti della comunità. Per cui per me essere passato da questa parte e poter essere priore del premio, diciamo che vale più di molte soddisfazioni che mi sono tolto da scrittore, se vogliamo. Ecco, diciamo che la 18ª edizione del premio si presenta con una novità importante. Quest'anno abbiamo voluto, d'accordo con la Commissione, con la Dama Castellana, con il Sindaco di Conegliano, cercare di rendere il premio sempre più visibile ai coneglianesi perché possano conoscere ed essere sempre più partecipi del loro premio Civilitas e di quello praticamente che il premio rappresenta da quando è stato istituito. Per cui alla cittadinanza saranno proposti nei prossimi giorni una serie di avvenimenti che sono stati inseriti in un contesto che abbiamo denominato Aspettando il Civilitas. In particolare alla cittadinanza saranno proposti 3 avvenimenti, giusto? Esatto. Allora, verrà proposta una mostra del giocattolo africano che è stata allestita presso la sede della Dama Castellana in Viale Spellanzon e sarà visitabile dalla cittadinanza e dagli allievi delle scuole a partire da lunedì 15 ottobre fino all'11 novembre prossimo e poi ci sarà un incontro con il
giornalista, scrittore Paolo Rumiz presso il ridotto del Teatro Accademia esattamente il 2 di novembre prossimo. Poi si sta altresì valutando la possibilità e la programmazione della proiezione del film di Carlo Mazzacurati, Medici con l'Africa, e questo ovviamente è stato presentato presso la mostra del cinema di Venezia. Poi gli avvenimenti in questione sono stati regalati alla cittadinanza dall'associazione Africa Chiama, QAM di Conegliano, da cui è diretta dal dottor Rinaldo Bonadio, che è qui presente e poi provvederà subito dopo il nostro intervento a dare ulteriori dettagli per quanto riguarda queste 3 attività. È l'associazione da lui diretta a gestire gli eventi dei quali vi abbiamo appena dato cenno, perché proprio è il QAM è legato l'assegnatario del Civilitas della sezione nazionale e internazionale anno 2012. Quindi passo la parola. Il vincitore del Civilitas, colui che si è aggiudicato per la commissione, si è dimostrato meritevole del premio Civilitas 2012, è Don Luigi Mazzucato, che io penso non sia quasi necessario presentare. È una persona di straordinario rilievo nazionale e internazionale, nata a Saccolongo in provincia di Padova nel 1927, è stato ordinato sacerdote nel 1950 ed ha ricoperto per oltre 50 anni, dal 1955 al 2008, la carica di direttore del QAM. Direi che lui è un prete molto particolare e il premio a lui è stato dato non per quello che ha fatto come sacerdote, ma perché ha saputo, e questo è lo spirito del premio, andare oltre l'essere sacerdote. Se vi chiedete come, vi posso dire soltanto che ad esempio a lui si deve in particolare la legge 1222 del 71, che non è una legge qualunque, è una legge che ha dato il via a tutta la cooperazione in Italia e che ha la storia della cooperazione. Quindi è un sacerdote, un cittadino, una persona che ha saputo intuire che cosa ci stesse dietro questo messaggio, che non era solo quello di andare, di portare, di andare a dare qualche cosa, ma che bisognava che tutto questo passasse attraverso un qualche cosa di molto più ampio, che era poi dato da un'organizzazione a più alto raggio a livello internazionale. È un personaggio, Don Luigi, che ha già avuto tantissimi riconoscimenti. Da ultimi ricordiamo il premio Masi, che ha avuto nel 2011 in occasione della 30ª edizione del premio e che si è aggiudicato in qualità di personaggio originario delle Venezie, che ha saputo distinguersi non solo in Italia ma nel mondo. E poi ci è andato apposta il Presidente della Repubblica ad Aghila la laurea honoris causa che lui ha avuto l'11 novembre 2010 presso la Facoltà di Scienze Politiche per la laurea in istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace. E anche questo è un messaggio che deve passare. Quindi Don Luigi, uomo di pace, uomo di cultura, uomo di umanità, uomo di intuito, che ha saputo dare e che continua a dare, e che ci auguriamo continui a dare al mondo ancora per molto tutte le sue potenzialità e le sue capacità, che non sono sicuramente esaurite. Pensate, ha fatto partire per l'Africa numerosissime persone, su di lui hanno scritto numerosi scrittori. Paolo Rumiz verrà proprio qui a parlare di lui, presentando il suo libro che ha scritto appunto per il QAM, parlando di Don Luigi e del perché Don Luigi può, anche secondo lui, meritare questo premio. Ma venendo poi alle sezioni locali, diciamo che le sezioni alla memoria sono state date a 3 persone di grande rilievo. La prima è Zeno Burato. Zeno Burato è originario di Crocetta del Montello. È un uomo che è partito da casa sua per andare in Burkina Faso e in Costa d'Avorio a mettere in piedi dei bambini che strisciavano per terra. Quindi ha saputo ridare una dignità e un futuro a centinaia di bambini che erano ormai ai margini dell'esistenza. Lui si è meritato l'appellativo di benefattore dei bambini della Burkina Faso e della Costa d'Avorio. Abbiamo poi il premio alla memoria dato a Piero Casagrande. È un cittadino coneglianese, uomo di profonda umanità, perito in un incidente sul lavoro qualche tempo fa, che ha saputo attirare su di sé l'attenzione della collettività al punto, e non si dovrebbe mai dire, ma vi assicuro che le segnalazioni a favore di quest'uomo sono state
molte centinaia, quindi una città che si è mobilitata perché gli venisse riconosciuto il giusto rilievo. E poi abbiamo un altro coneglianese importante che ha fatto un po' la storia di Conegliano, che è Zardetto Pino, poeta, scrittore e disegnatore, da tutti considerato uno straordinario pezzo di storia della città di Conegliano e del vino, il Prosecco, ora simbolo ovviamente nel mondo della nostra città di Conegliano, e per quanto ha saputo anche dare e testimoniare con la sua vita di uomo, di imprenditore e di studioso innamorato del suo territorio. Ecco, la seconda sezione, quella dei giovani emergenti, secondo noi vede veramente esaltate le potenzialità dei giovani, della gioventù, dei giovani studiosi, dei giovani intellettuali se vogliamo, ma anche delle giovani mamme che vivono e operano sul nostro territorio. Il primo ad esserci aggiudicato il premio, il primo in ordine così di chiamata, ma non per meriti, perché sono tutti ugualmente meritevoli, è un ricercatore di Vittorio Veneto, è Gerry Polesella, al quale viene dato questo riconoscimento soprattutto per gli studi che lui ha portato avanti nel campo della ricerca sulla prevenzione del tumore alla vescica, individuando i marcatori nel sangue e nelle urine e puntando poi a individuare i pazienti con più elevato rischio di recidiva. È stato premiato recentemente anche a Roma dal Ministro della Sanità per questa attività di ricerca che lui ha fatto assieme a una collega che opera con lui nel CR Adriano. E poi abbiamo un altro straordinario personaggio di Treviso, lascio dirlo a te. Sì. Allora è Zuccon Paolo, che è attualmente assistant professor di fisica sperimentale ed ha attualmente un contratto triennale con possibilità di essere trasformato un contratto a tempo indeterminato presso l'Università di Boston negli Stati Uniti, e dove attualmente insegna fisica accanto ad alcuni dei più importanti scienziati del mondo, e per il suo lavoro intenso all'interno di un'equipe internazionale, guidato ovviamente anche da un premio Nobel che è Samuel Thing, nella misurazione, è stato appunto coinvolto nella misurazione del flusso dei raggi cosmici nello spazio, quindi un personaggio di notevole spessore. E poi abbiamo una donna, perché anche quelle insomma si contraddistinguono, ed è una figura femminile molto particolare, è una delle due figure femminili del settore arbitri di pallavolo, abilitata ad arbitrare incontri pallavolistici in Serie A, ed è unica donna arbitro che ha frequentato a Sofia lo European Women's Reference Seminar sul volley, che è uno dei più importanti progetti messo in piedi dalla Federazione Internazionale per proprio far sì che le donne entrino sempre più in un contesto sportivo a livello internazionale. A lei il premio non viene dato perché è un arbitro bravo, non viene dato perché ha frequentato il premio, viene dato perché sa essere in cima, coniugando il suo essere in cima con la straordinaria normalità della vita di mamma e di persona normale. Quindi è un bravissimo arbitro che però ha saputo soprattutto esaltarsi ed essere un bravissimo arbitro, essendo anche una bravissima mamma e una bravissima donna nella vita di tutti i giorni. Quindi l'altra sezione, l'ultima, è quella che riguarda la sezione civiltà nella comunità, vede premiate 7 persone. La prima persona, di cui ci parlerà Rita tra un attimo, è legata un po' al premio dello scorso anno. Ed è anche questa una persona che sul territorio è molto conosciuta, ha fatto molto, e lascio a te dirlo. Sì, si chiama Penso Giuseppe, che lavorando con il cuore ha permesso ai suoi piccoli amici dell'associazione Amici di Diego e alle loro famiglie di superare quotidiani momenti di difficoltà, di capire che lo stare insieme, il lavorare insieme uniti può abbattere difficoltà ritenute insormontabili e di far rinascere, dimostrando con i fatti, speranze di opportunità, di crescita e di vita. Poi abbiamo un cittadino di Mariano di Piave, ecco, penso Giuseppe di San Vendemiano, un cittadino di Mariano di Piave, Flavio Mazzer, un cittadino comune, di cui magari la gente non si accorge, ma che ha saputo con il suo impegno e con la sua volontà ridare vita a molte persone che la società aveva abbandonato. E è proprio per questo suo prodigarsi in silenzio e con grande altruismo che gli è stato conferito il premio. Poi
abbiamo un cittadino coneglianese che è molto caro, se vogliamo, anche alla Dama Castellana. Che è Luigi Denardi, ed è sinonimo di altruismo, di solidarietà, del volere il bene di tutti e per tutti, non si nega mai e cerca sempre di dare il meglio di se stesso e di far nascere in quanti gli stanno vicino almeno un sorriso. La sua attività nel volontariato è stata ed è portata avanti evitando ogni apparire nel nome della tolleranza, del rispetto, della solidarietà e della pacifica convivenza fra genti e popoli. E poi ancora una donna, che è una coneglianese secondo me straordinaria, molto conosciuta, scrittrice, una donna aperta, senza pregiudizi, che da oltre 20 anni opera in silenzio e con grande altruismo, senza cercare di apparire mai, senza fare distinzioni di razza, sesso, religione e così via, sovente intervenendo direttamente sul piano economico con gesti che aiutano molti, anche adesso che lei è ad avere disagio, ma non si toglie mai dall'aiutare gli altri, neppure adesso, a superare situazioni difficili e di grande difficoltà. La donna in questione è Marina Carosi. Poi abbiamo un cittadino di Colle Umberto, si chiama Volpato Romano, è particolarmente attivo nel campo del volontariato, è promotore e collaboratore tra le tante iniziative che lo vedono impegnato di numerosi progetti di formazione in paesi latinoamericani e africani. Sta lavorando a Panama, nel Messico, nel Benin, in Perù, in Brasile. E diciamo che per la Commissione, per chi lo ha segnalato poi, rappresenta uno straordinario esempio di generosità e di altruismo a favore dell'umanità intera. E poi c'è una persona molto cara alla città di Conegliano, secondo me, si chiama Pucci Piervittorio, lascio a Rita. È molto caro alla città, ma è un cittadino di Codognier. Lascio a te dire. Sì, è un conferenziere, autore di numerose pubblicazioni che non esitiamo a definire i libri della memoria, ispiratore e figura di riferimento del progetto da Conegliano ad Auschwitz, e ha visto coinvolti negli anni numerosi istituti scolastici coneglianesi, nonché di altri numerosi progetti socio-educativi. Da sempre è impegnato nel perpetuare la memoria storica di quanto accadde in Italia e nel mondo nel corso del secondo conflitto mondiale e in particolare a seguito delle persecuzioni anti-ebraiche, ed è portatore e ispiratore degli irrinunciabili sentimenti di tolleranza, fraternità, comprensione fra i popoli, che lo additano alla collettività come figura di riferimento ed esempio per questa e per le future generazioni. La settima persona che ha ricevuto il Civitas è un cittadino di San Pietro di Ferreto, molto caro agli alpini, di cui il nostro sindaco forse oggi, diciamo qui in questo momento con loro, forse è contento che questo premio sia stato dato. Perché è molto caro agli alpini? Perché è l'attuale capogruppo degli alpini del gruppo Masette di Conegliano. Mi riferisco a Roberto Marcon. Diciamo che può essere definito esempio tangibile e interprete genuino di persona che ben testimonia che cosa significhi essere parte attiva in una comunità e persona che sa trasmettere a quanti gli stanno vicino sicuramente profondo entusiasmo e alti valori di vita quali la tolleranza, la fratellanza, il rispetto dell'uomo e non solo dell'uomo ma anche di ciò che intorno all'uomo sta, quindi la natura e il mondo intero. Questi sono i 7 premi di quest'anno. Stiamo lavorando, ed è questa forse una novità, poi lascio la parola al dottor Bonadio che vi spiega gli avvenimenti collaterali di Aspettando il Civilitas, che troverete anche in una americana che tra qualche giorno sarà esposta ai piedi della scalinata cittadina Scalinata degli Alpini. Stiamo lavorando perché, come diceva il sindaco prima, il premio Civilitas un po' racchiude la vita delle persone. Abbiamo un premio per i giovani emergenti, abbiamo un premio per i cittadini, quindi per l'età più avanzata della vita, abbiamo un premio alla memoria. Stiamo lavorando perché vorremmo che il prossimo anno questo quadro della vita si potesse chiudere con un premio che vorremmo chiamare il Civilitas dei bambini, considerando bambini tutti coloro che, secondo la dichiarazione dei diritti dell'infanzia, vanno da 1 a 17 anni, quindi 18 anni non compiuti. Sarebbe secondo me una cosa molto bella perché darebbe al premio proprio l'esempio di civilitas nell'intera esistenza dell'uomo. Questo premio potrebbe essere assegnato, è un'idea che lancio ma la studieremo, potrebbe essere assegnato
da bambini, da ragazzi, quindi potremmo chiedere alle scuole di segnalarci questi esempi di vita, questi esempi di collettività, affinché appunto l'esempio di cui parlava la Presidente della Dama, di cui parlava il Sindaco, continui a manifestarsi e a protrarsi dall'infanzia fino all'età adulta. Grazie. Lascio a Rinaldo Bonaddio la parola. Allora, il motivo della presenza nostra qui è stato illustrato. Io sono presidente di un gruppo di sostegno di Medici con l'Africa Cuan, che opera con gli Anesi e dintorni ormai da qualche anno. Ha avuto fin dall'inizio il sostegno, l'incoraggiamento dell'ora sindaco, che è tuttora Oriano Zambon, e quindi abbiamo preso con grande soddisfazione e gioia questa decisione di nominare premio principale uno dei capi carismatici di questa organizzazione, che ha più di 60 anni di vita. Cuan è sorto nel 1950, quindi qualcuno di noi non era ancora nato, per dire il tempo trascorso e l'attività di questa organizzazione. Quindi questo è il motivo, e siamo anche lieti, speriamo di non disattendere le aspettative, di contribuire a far conoscere alla cittadinanza il perché di questa scelta. Si potevano fare tante cose, abbiamo cercato qualcosa che potesse in qualche maniera coinvolgere la cittadinanza in tutto il suo raggio, dal più piccolo al più grande. Quindi i due eventi che sono stati già preannunciati: una mostra, che appunto domani la inaugureremo e durerà in tutto questo arco di periodo che copre il premio Civitas e terminerà l'11 novembre, che è intitolata Africa Ludens, ed è una mostra di giocattoli costruiti da bambini africani, che ci è stata gentilmente concessa da un'organizzazione di Belluno, Insieme si può, che hanno anni di raccolta, giocattoli costruiti da questi bambini. E assieme a questa esposizione di giocattoli c'è un insieme di illustrazioni, di testi in un immaginario abecedario, quindi dalla A alla Z, che abbiamo nominato Abece d'Africa, è una delle opere dei sussidi didattici di Medici con l'Africa Cuan, quindi A, B, C, D, eccetera. Ogni lettera è accompagnata da un'illustrazione, un po' per ragazzi, ed è accompagnata da un brevissimo testo poetico, A come acqua, B come baobab, eccetera. Questo brevissimo testo, che si chiama in termini tecnici lemma, ha lo scopo un pochettino di suscitare delle riflessioni, allora qui non più tanto nei più piccoli ma anche nei più grandi. Riguarda aspetti della vita quotidiana, quindi va bene il gioco, va bene la scuola, però poi il lavoro, l'economia, aspetti importanti della vita quotidiana di queste persone, per quel che ci riguarda poi in maniera particolare aspetti che riguardano la salute, quindi O come ospedale per esempio, e che quindi così ricalcano un po' momenti della vita quotidiana di queste persone, vissute in contesti diversi, in culture diverse, ma in fondo sono momenti di vita che ci accomunano tutti quanti, perché tutti andiamo a scuola, tutti giochiamo, tutti lavoriamo, tutti ci ammaliamo, quindi l'ansia, la preoccupazione della malattia, ma anche poi quella gioia della guarigione. Quindi ecco, due mondi paralleli che da una parte segnano la diversità, non possiamo non ammettere che c'è ancora molta sofferenza, molta povertà in certe parti del mondo, però anche una vicinanza, perché in fondo viviamo tutti allo stesso modo, siamo uomini tutti allo stesso modo. Ecco un po' questo è il significato generale della mostra. Un piccolo angolino è stato dedicato alla figura di Don Luigi Mazzucato e così alcuni flash sull'opera di questa organizzazione in questi 60 anni ed oltre. La Dama Castellana, che ringraziamo per questa opportunità che ci offre, che noi siamo ospiti nella sede della Dama Castellana, ci ha messo a disposizione anche una sala al piano superiore dove possiamo proiettare dei video
che riguardano appunto la storia di questa organizzazione, video che sono stati adattati sia dal più piccolo fino al più grande. Tutto questo si presta anche per laboratori per le scuole. Anche qui abbiamo adottato proposte diverse a seconda che si tratti di bambini o di scuole superiori. Quindi questa è anche un'opportunità che offriamo per entrare di più e capire di più il senso di questo premio che viene dato. Sappiamo per il tipo sia del premio e sia dell'organizzazione, del suo modo di lavorare, del suo stile, che è quello di essere nel nascosto, dietro le quinte, e quindi in qualche maniera ci dobbiamo sforzare, giustamente anche, di far conoscere il perché. Questo è il primo evento, ripeto, domani si inaugura, tutti siete invitati, anzi oggi, se volete, abbiamo completato, insomma, ecco, quindi se volete avere una anticipazione di quella che è la mostra, siamo a disposizione. L'altro evento è quello del 2 novembre, un collega che voi conoscete meglio di me, che verrà a parlarci di questo suo lavoro, che dal titolo Il bene ostinato, Paolo Rumiz, è un po' la raccolta di un'esperienza che lui ha fatto in questi nostri ospedali in Africa, e ne parlerà. Sarà una specie di momento di dialogo con lui, con il sottoscritto, che è stato già, come è stato detto, più volte in Africa, e il tutto sarà moderato. Ci sarà la figura del moderatore, sarà un vostro collega, che vi dico Negliano, che è la Francesca Nicastre. Questo sarà alle 5:30 del 2 novembre del Dottor Teatro a Crea. Ecco, ripeto, la cosa che ci auguriamo è di riuscire, di sperare che la Presidenza della Repubblica appunto riesca a completare in tempo l'iter della pratica che abbiamo posto in essere per avere l'alto patrocinio, e che magari ci dia la soddisfazione non a noi come organizzazione, ma soprattutto alla città di Conegliano e al suo premio di avere questo alto riconoscimento che lo gratificherebbe per tanti anni di lavoro e che sicuramente darebbe ancor più rilievo e pregnanza a un premio già molto importante. Quindi noi aspettiamo quello e speriamo che questo sia vero. Stiamo lavorando insieme al sindaco, a tutto il suo staff, al comune, perché appunto tutto questo possa concretizzarsi presto. Se potete essere domani presenti, altrimenti il 6, non dimenticatevi, 6 di novembre alle 16:30 qui al Teatro Accademia ci sarà tutta la cerimonia ufficiale di premiazione e di presentazione. Sì, abbiamo pensato perché il 6, perché abbiamo voluto, così come Priori, è un premio della città e ci sembrava molto bello legarlo al Santo Patrono. E poi appunto bisognava anche fissare per la Presidenza della Repubblica una data certa, perché altrimenti diventava impossibile stabilire, poter presentare un'istanza per avere l'alto patronato, e quindi abbiamo deciso, per quanto possibile, se saremo ancora noi priori, eccetera, insomma, ma diciamo, pare di sì, quindi cercheremo di mantenere proprio questo collegamento con la festa del Santo Patrono. Secondo noi è importante, è un collegamento, era nato così il premio, sarebbe bello farlo continuare così. Insomma. Bene, se non c'è altro, grazie. Io vi ringrazio, buona giornata a tutti.